vi sa dire molto meglio, è un endoscopista estremamente preparato, valido, è un grande preparatore di medici ed è un formatore, ma è anche un grande amico. Lascerei la parola a lui, questa sera ci parlerà in relazione sempre all'enciclica Laudato Si del seguente tema. Laudato Si, equilibrio dinamico nell'universo salute. La parola a te, Giuseppe. Io ringrazio per l'invito. Ecco, condiviso lo schermo, vero Mario? Ecco. E voi capite che, come diceva Fiorenza, la Laudato Si è un'enciclopedia. Ci sono però, nell'ambito dell'universo salute, Scusate un attimo, chiedo a tutti di spegnere i microfoni perché c'è qualche microfono che fa interferenza. Ecco, ci sono però nell'ambito di quello che chiamiamo universo salute dei valori, dei parametri che rappresentano lo scheletro. Guardando il programma, il rischio di sovrapporci era molto, per cui ho scelto quello che un medico è obbligato a vedere ogni volta che si rapporta, si avvicina ad un paziente. Ora, ci occupiamo di pastorale della salute. Quindi la prima parola che è fondamentale è che cosa intendiamo per salute. E voglio introdurre questo concetto, che quello che cerco di fare ora è di cercare di creare una sintonia in questi concetti di base, perché diversamente tra quello che noi pensiamo e quello che voi ascoltate non si crea quella che è una relazione di comprensione che è quello che poi è fondamentale per creare un'interazione nella maniera dovuta. Per evitare problemi di soggettivismo, la definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è uno stato di benessere fisico, psichico, sociale e spirituale. Voi vi rendete conto che questo tipo di definizione è un concetto utopico. Perché? Perché è veramente difficile poter trovare un individuo che in tutti e questi 4 parametri, il fisico, lo psichico, il sociale e spirituale, sia completamente a posto. La malattia cos'è? La malattia è l'alterazione di uno di questi parametri. E quello che l'organismo è chiamato a difendere è quest'altra parola che c'è accanto, che si chiama omeostasi. Ora vedete, ero un po' titubante se metterla, perché sembra di cominciare a parlare in maniera difficile. In realtà, proprio perché ho fatto una sola diapositiva, abbiamo il tempo di dare il giusto peso alle parole. Omeo viene dal greco e significa simile a, uguale a. Stasi significa che sta fermo, no? Quindi, come mai questo concetto? È un concetto che voi conoscete benissimo, perché se voi prendete un parametro dell'organismo, che è la temperatura corporea, voi dovete trovarla fra 36,4 e 37, sia in inverno che in estate. Cioè l'organismo è in grado di mettere in atto tutti quei parametri che
mantengono un equilibrio che obbligatoriamente è dinamico e cambia, perché a secondo della temperatura esterna riesce ad equilibrarsi. Quindi questo concetto è fondamentale, perché ogni volta che noi abbiamo un'alterazione di questo equilibrio c'è uno stato di patologia. Queste 6 parole, le altre sono l'ecologia, l'economia, la relazione e il feedback, sono tra loro interdipendenti. Se voi volete pensare a un parametro unico che interessi l'ambiente in cui viviamo e l'organismo, pensate un attimino all'anidride carbonica. Ora vedremo come semplicemente con questo gas noi arriviamo a vedere come ecologia, economia, relazione e feedback siano interattivi fra di loro. Nel programma avete Adriano Sella, che è un missionario che ha lavorato in America Latina. In America Latina, come sapete, nell'Amazzonia c'è stato un disboscamento incredibile. Questo disboscamento, e unitamente anche ad altre attività dell'uomo, ha portato a un incremento della CO2. Dall'Amazzonia si va a finire al Polo Nord. Perché? Perché l'incremento della CO2 ha portato a un incremento della temperatura. L'incremento della temperatura causa uno scioglimento della neve. Lo scioglimento della neve causa un incremento della temperatura. Perché? Perché si viene ad alterare quello che è l'equilibrio. La neve di colore bianco va a riflettere i raggi del sole e in questa maniera blocca il riscaldamento. Lo scioglimento dei ghiacci, oltre a determinare l'incremento del livello delle acque con scomparsa di alcune isole, determina un cambio dell'effetto dei raggi del sole sulla superficie terrestre. Non vengono più respinti ma assorbiti. Io sono un medico e sono un medico che si occupa di patologia polmonare. La CO2 ha aumentato, per quanto di sua componente, la temperatura ambientale. Ma la CO2 è molto importante anche ai fini della terapia dell'insufficienza respiratoria, perché la somministrazione eccessiva di ossigeno blocca i centri del respiro, facendo incrementare l'anidride carbonica, che va a rendere acido il sangue, con possibilità anche mortali per l'individuo. Quindi l'energia che arriva dal sole e la terapia che fa l'uomo può intervenire su un unico parametro, che è l'anidride carbonica. In questa maniera si può capire come parametri, elementi che sono apparentemente completamente disgiunti tra di loro abbiano poi un fine unico, un meccanismo unico. E se noi andiamo a vedere poi il significato di quest'altre due parole, ecologia ed economia, eco, la prima parola viene dal greco che significa casa. Ecco la casa comune, e logia, lo sapete, il suffisso che è utilizzato, filologia, radiologia, eccetera, che sta a significare studio.
Quello che è importante anche l'altra parola, l'economia, dove eco, casa, si associa a nomos, che è legge, gestione. Gestione della casa. La gestione della casa è un qualche cosa che, come stiamo vedendo, non è di facile lettura, perché chi ha avuto la possibilità come me di andare a lavorare un po' in Madagascar, un po' in Albania, un po' in Kosovo e in regioni in cui la economia non è adeguata alle richieste, la cura della casa non è adeguata. E siamo in una fase di pandemia in cui sembra sia rimasta una sola malattia. Pensate al lavoro che ha fatto il padre della lebbra, Raoul Fullerò, che aveva chiesto 2 cacciabombardieri, uno all'America e uno alla Russia, con cui avrebbe potuto curare i soldi ricavati da questi, tutti i casi di lebbra presenti nel mondo. Non gli sono stati dati. Qual è la differenza? La differenza è che l'uomo, che ha la possibilità già di trattare patologie con farmaci che già esistono, rinuncia a questo. Pensate che di tubercolosi nel 2020 sono morti 1.500.000 persone di tubercolosi. E cosa dire? C'è un livello molto alto di quella che è la scienza medica, che in America si consegue con la laurea in medicina e filosofia. Bellissimo. La filosofia, parliamo sempre del significato delle parole, filo, amo, sofia, sapienza. È bellissimo perché la sapienza è ciò che ti fa vedere le cose come sono. E perché è importante questo? Perché nella cura della casa comune abbiamo avuto degli errori incredibili proprio perché è mancato quello che nella indicazione della giornata del malato si chiama sapersi porre accanto in un cammino di carità. Ma passiamo al lato scientifico del sapersi porre accanto. Una delle vie di trattamento cui aveva pensato l'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Africa si chiama DOT, Direct Observed Therapy, terapia sotto controllo diretto. Qual è il problema? Sì, i pazienti andavano ad assumere la terapia, ma in Africa tante volte si mangiava un piatto di riso e basta. Cosa succede? Che mentre nel trattamento europeo della tubercolosi abbiamo 4 somministrazioni durante il giorno, in Africa tante volte 1 o 2 per 4 farmaci, con effetti collaterali importanti, sospensione della terapia. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati che per la tubercolosi abbiamo 2 grandi ceppi, uno che si chiama MDR, multiresistenza di base, ma abbiamo anche un altro secondo ceppo che è l'XDR, che è quello di resistenza ai farmaci antitubercolari maggiori. La scienza non basta, ci vuole la sapienza, ci vuole
come dice il tema della giornata proposto, sapersi porre accanto. E quello che si pensava potesse essere un cammino di carità è divenuto obbligatorio oggi, perché per la tubercolosi, pensate, non abbiamo ancora nuovi farmaci, per cui il trattamento deve essere obbligatoriamente un trattamento globale. Quindi cosa è importante? Non basta stare vicino al paziente, ma è la necessità di sapersi porre accanto con quelle che sono le procedure professionali necessarie. E pensate, per quanto riguarda lo stesso Covid, dove non c'è stata la possibilità di somministrare il farmaco, i vaccini, la diffusione che c'è stata in i paesi in via di sviluppo è stato qualcosa di veramente, per cui veramente importante, per cui i soggetti si sono sentiti praticamente abbandonati. Ora, cos'è per, diciamo, mantenere un equilibrio nell'ambito della casa comune che è necessario? Il trattamento deve essere un trattamento globale. Non si può più pensare di non essere interdipendenti. Noi l'abbiamo visto anche nel mio ospedale a Siena, quando abbiamo dovuto ricoverare pazienti africani in XDR, in forme di tubercolosi multiresistente. Penso che quelle che sono la difesa dei valori da un punto di vista scientifico devono sempre correlarsi accanto a quelli che sono la difesa dei valori da un punto di vista umano, che non si possono assolutamente disgiungere. Se ne sono accorti gli Stati Uniti, dove la sanità era praticamente sempre a pagamento, ma in cui in questo periodo, paese in cui è stato necessario somministrare gratuitamente anche lì i vaccini. Ci sono a Rossano in Calabria delle suore che, per far capire questo concetto di globalità dell'approccio a se stessi e agli altri, si sono inventati un giardino proprio che accompagni a quello che è l'essenziale, l'avvicinarsi all'uomo. E loro dicono, per recuperare quello che è l'ecologia integrale suggerita da Papa Francesco nel paragrafo 210. Quello ecologico, quello interiore con se stessi, solidale con gli altri, quello con tutti gli esseri viventi e quello spirituale con Dio. Penso che il tema è un tema molto, molto vasto, ma in cui umanità e professionalità, per ottenere un qualcosa di equilibrato che va sotto il nome di armonia, sia una cosa fondamentale. Vi ringrazio.